Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto percorrendo alcune stradine secondarie che attraversano le suggestive campagne galluresi per ricongiungermi alla statale 133 bis, tratto di strada che collega il comune di Santa Teresa con quello di Palau, perché è proprio da questa statale che imboccheremo la stretta stradina che ci condurrà alla meta di oggi. Un affascinante luogo dove terra e mare si incontrano e si scontrano, dando vita ad una suggestiva cavità nella roccia, chiamata Grotta dell'Amore. È situata a margine di una spiaggia tranquilla ed isolata nominata Cala Sambuco. Andiamo avventurieri, mi raccomando, indossate il costume perché oggi c'è da nuotare! Eccoci arrivati all'innesto per la strada statale 133 bis. Come vedete qua il traffico inizia ad essere più insistente. Da qua che dobbiamo prendere il nostro bivio. Questo è il paesino di Porto Pozzo. Dobbiamo attraversare l'intero paesino, perché qui ci sono nei dintorni bellissime spiagge, ma noi oggi siamo diretti alla nostra cala solitaria. Eccola qua, questo dovrebbe essere il nostro video di interesse. Esatto, sì, siamo proprio arrivati. Voltiamo a destra per la località Marazzino Ruoni. Questa stradina stretta e alberata ci condurrà alla nostra cala di interesse. Al momento la strada è asfaltata, ma poi diverrà sterrata e il manto stradale, a quanto ho letto, non sarà nemmeno così in buono stato. Lo scopriremo. Eccola qua, questo è il video per la cala di nostro interesse, Cala Sambuco. Vedete, la strada si fa sterrata, proviamo a percorrerla, perché è da qua che raggiungeremo la nostra grotta. La strada continua di qua. Ad ora la strada non è poi così male, vediamo se va migliorando o in peggiorando. Attraversa questi boschi di lecci, guardate che belli. Ormai chi segue il mio canale sa che vado al di fuori principalmente delle rotte turistiche di massa, e questo ne è un esempio. Andiamo a raggiungere questa cala affascinante ma solitaria, che nasconde una bellissima cavità nella scogliera. La strada per raggiungerla è sterrata, sono circa 3 km di sterrato.
quindi un luogo dove la voce della natura fa da padrona e preserva la flora e la fauna presente in questo tratto di costa. Siamo attraverso questo cannetto. Guardate che meraviglia, siamo nel tratto nord della Sardegna, ovviamente vicini appunto a Falcone, uno dei punti dai quali la Corsica è proprio a 2 passi. Qui si percepisce anche il profumo dei pini, quindi ci stiamo avvicinando alla pineta. Vediamo un po' come diviene la strada. Vedo un bel avvallamento, ma dobbiamo fare. Percorrendo il sentiero sterrato, quindi si arriva a questa specie di piazzola dove lascio la mia Sherden, e da qui bisogna purtroppo continuare a piedi perché appunto, come vedete alle mie spalle, un cancello ci preclude di continuare il percorso. Iniziamo quindi questo percorso a piedi che ci conduce verso la cala. Dobbiamo proseguire a piedi appunto perché un cancello ci preclude l'accesso, ma da qui dovrebbero essere pochi passi. Proviamo a percorrerli. Voi nel frattempo mettete il costume se non l'avete ancora fatto, perché per raggiungere la grotta c'è da nuotare. Guardate, sembra di attraversare una giungla, si vede che la natura fa da padrona. Guardate, qui inizia a intravedersi il mare, quindi siamo già molto vicini e la pineta si infittisce. Qui ci stava un vecchio hotel che ha vissuto i suoi anni di splendore negli anni 70 e pare che oggi sia in fase di ristrutturazione. Proprio per questo abbiamo trovato il cancello all'ingresso ed è tutto recintato, vedo qua intorno, quindi molto probabilmente c'è un'opera di riqualificazione dell'area. Eccoci quindi giunti a Cala Sambuco, una spiaggia a forma di mezzaluna con tutto intorno una rigogliosa e verdeggiante vegetazione mediterranea, come del resto lo è tutto questo tratto di costa del nord Sardegna. Il mare si presenta con acque cristalline dal colore che varia tra il verde smeraldo e l'azzurro. La sua trasparenza inoltre permette di ammirare il fondale che è ricco di ciottoli e scogli che affiorano dall'acqua. Allora ragazzi, con maschere, pinne ed occhiali iniziamo questa immersione verso la grotta. Nuotate insieme a me. Siamo quasi arrivati in prossimità della grotta, sono sugli scogli, manca poco.
attraverso questa scivolosa scogliera sono riuscito ad entrare all'interno proprio della grotta. Eccomi qua, guardate che meraviglia, un vero gioiello della natura, a molti sconosciuto. Ora lascio l'attrezzatura subacquea qui sulla scogliera e provo ad avanzare proprio al suo interno. Sono un sacco di piume, proviamo ad affacciarsi dall'altra parte con un po' di speleologia. Quindi attraversando la grotta si finisce proprio di fronte alla cala Sambuco. Vedete, sono venuto da lì, ho attraversato questo tratto di mare per entrare all'interno della grotta, il cui accesso quindi è dall'altro lato. Ora ritorniamo indietro. Guardate che meraviglia da questo lato, vede ancora meglio come sia vasta la sua entrata. Non è molto comodo camminare a piedi nudi sugli scogli. È una vera emozione essere all'interno di questa cavità nella roccia generata dall'erosione marina. Quindi millenni di onde tra mare e terra, che un po' come le carezze ed i litigi di un sano rapporto di vita di coppia, ha generato il suo frutto d'amore, la grotta dell'amore appunto. Ora, con la nostra attrezzatura da studio riprendiamo il mare.
Allora avventurieri, anche questa motoavventura che attraverso l'immersione nelle cristalline acque galluresi ci ha portato a scoprire una bellezza naturale nella roccia volge al termine e oggi vi saluto così, con il casco e con le pinne, un po' biker, un po' sub. Mi raccomando, se anche questa motoavventura vi ha emozionati, lasciate un like, condividete questo video con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!